Recentemente ho letto delle dichiarazioni, farò anch'io un intervento ovviamente di carattere generale, come è dovuto che sia in una discussione generale. Una settimana fa c'è stato un noto politico del nostro panorama nazionale che ha affermato come l'Unione Europea stia vivendo la fase più difficile della sua storia. Una sorta di tempesta perfetta, in cui terrorismo, flussi migratori, populismi in ascesa e i perduranti effetti della recessione economica, specialmente la disoccupazione giovanile, sono tutti là insieme. Ed è vero. Questo politico è il nostro nuovo primo ministro. Parlava in Germania e era intervenuto in un forum di politica estera come ovviamente ministro degli esteri. E il nostro nuovo primo ministro aveva fatto un'analisi della situazione europea, ma non si è soffermato sulle motivazioni per cui l'Unione Europea si trova all'interno di una tempesta perfetta. Certo, ha provato a dare la colpa alla recessione economica, ma forse non si è reso conto che i dati parlano chiaro. Ci sono paesi che crescono, sarebbe da dire crescevano, perché arrancano anche quelli ultimamente, altri che galleggiano, altri che non crescono proprio. Molte volte a leggere i dati non possiamo avere il quadro della realtà perché siamo portati a dare più importanza a chi li legge piuttosto che soffermarci su quanto dicono. Ecco che siamo pronti a esultare se leggiamo sui giornali di oggi titoli come Export, gennaio-settembre in Friuli Venezia Giulia, più 5,5%, il miglior risultato del nord-est. Ma la prospettiva cambia notevolmente se entriamo nell'articolo e ci accorgiamo che Regione, senza l'apporto della cantieristica navale, nei primi 9 mesi del 2016 il valore delle esportazioni sarebbe rimasto sostanzialmente invariato, meno 0,2%. Ma non siamo in crescita? È forse colpa del populismo in ascesa se nella nostra regione non abbiamo una crescita degna di questo nome? Anche dove i dati sono positivi, penso al turismo, vediamo che nella nostra regione abbiamo avuto un vero e proprio boom di turisti nel 2016, segno che gli sforzi di voler avviare una regia unica sono supportati da risultati positivi. Ma se poi andiamo a leggere tutti i dati ci accorgiamo che la crescita è di circa il 9% per i turisti stranieri e per quasi poco meno del 3% di turisti italiani. Anche questo dato conferma che altrove si sta un po' meglio che in Italia. Ma come detto, i dati si lasciano leggere e scrivere. Nella relazione di maggioranza, il Presidente Liva ha parlato giustamente di elementi di risveglio dell'economia, di dati migliorativi che consolidano, come anche recentissimamente riferito dal Presidente uscente di Federlegno Arredo, che ha definito ormai dietro alle spalle gli anni bui, e sapendo la rilevanza del settore del legno nel PIL della nostra regione non possiamo che rallegrarcene. Poi però andiamo a leggere gli stessi dati sulle esportazioni che ricordavo prima e vediamo che i mobili sono in frenata, meno 3,4%, con circa un 30 milioni in meno rispetto al 2015. Chiudo la parentesi statistica con l'ultimo dato a nostra disposizione, che non è uscito se non una settimana fa. I dati sull'occupazione. Questi dati dimostrano che nella nostra regione siamo in una situazione di stallo a dir poco preoccupante. Nell'era dei voucher, anche nella nostra regione abbiamo avuto un aumento di occupazione nel settore terziario dei servizi, ma nonostante il boom di turisti, ad esempio, il numero di persone occupate nel settore commerciale, turistico e alberghiero è addirittura sceso. Il trend del numero generale di occupati, che nel secondo trimestre del 2015 era già pressoché fermo, conferma il nostro stato di difficoltà. E nel terzo trimestre, quando, dopo una serie di incrementi, abbiamo registrato un segno negativo, il numero di occupati torna a scendere, attestandosi a poco più di 499.000, con dati negativi per quanto riguarda i risultati dell'industria, meno 1.400 posti, e soprattutto dell'edilizia, ulteriori 3.200 posti persi. Il tasso di disoccupazione ci può confortare? È in discesa, e invece no, nemmeno quello. Infatti il numero di disoccupati nella media dei primi 9 mesi dell'anno si attesta a 40.300 unità, quasi 5.000 unità in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma come detto, i numeri si lasciano scrivere e leggere. Allora, ad un'attenta lettura, leggiamo che la riduzione del numero di persone in cerca di un impiego risulta maggiormente
risulta maggiore dell'incremento del numero di occupati. Tali dinamiche però non sono state accompagnate da un aumento del numero di inattivi, ma da una diminuzione della popolazione. Ci siamo chiesti che fine abbia fatto questa popolazione. Questo significa che va tutto male? No, no di certo. Come detto, i segnali positivi ci possono essere e vanno sostenuti. Il turismo ha dimostrato di essere un comparto importante, l'agricoltura lo stesso. Ma di sicuro sarebbe il momento, una volta per tutte, di lasciar perdere la propaganda, anche se c'è sempre una scusa per essere in campagna elettorale e da qui ai prossimi mesi lo saremo ancora di più. Ma recentemente il popolo italiano ha dimostrato di non abboccare più all'amo di chi rappresenta solo se stesso e non i cittadini. La verità è che, come ha detto la Presidente Bianchi nella sua relazione, ci risulta difficile, se non impossibile, parlare di questo provvedimento. Un testo di legge presentato dalla Giunta che non presentava particolari innovazioni legislative, tanto che i titoloni dei giornali alla sua presentazione si sono concentrati su una norma come quella denominata Attiva Giovani, che però in questo disegno di legge prevede solo uno stanziamento di futura legislazione per un testo che dovrà avvenire in Consiglio regionale nei prossimi mesi. Non possiamo pertanto nemmeno giudicare questa scelta politica in quanto non abbiamo alcun testo su cui basarci, se non il titolo di una legge che verrà approvata. Il lavoro in Commissione non ha prodotto particolari emendamenti e soprattutto come opposizioni, visti i tempi stretti previsti per l'illustrazione e come ricordato le numerose riforme che abbiamo dovuto affrontare nelle ultime settimane, l'esame del testo diventa particolarmente difficile e anche presentare proposte. Questo si traduce con la montagna di emendamenti che abbiamo visto già depositati in queste ore e che dovranno essere approvati nelle prossime 24 ore. Ora, chiaramente questo non solo comporta una difficoltà per tutti noi consiglieri regionali che dovremo prendere e venire a conoscenza di questi emendamenti, sapere cosa votare, averne consapevolezza, ma mi chiedo anche gli stakeholder fuori da questa Aula cosa ne pensano e cosa ne penseranno una volta che questi emendamenti dovessero essere approvati e loro non avranno praticamente neanche avuto modo di vederli. La verità è che le decisioni verrebbero e vengono comunque prese altrove. I grandi provvedimenti e le grandi partite che questa Regione deve affrontare si giocano in campi che non sono più questo. Le grandi opere sono solo affare della Giunta regionale. Eppure i soldi che supportano queste opere sono notevoli e le decisioni che si prendono riguardano migliaia di persone. Non solo chi si vede espropriare un terreno, ma anche e soprattutto chi deve pagarle poi quelle opere per vedersi negare magari la possibilità di curare i propri cari in un posto loro vicino, o a chi per ricevere delle cure deve attendere ore e ore in un pronto soccorso, o a chi si vede aumentare a dismisura le proprie bollette, anche del servizio idrico, per constatare poi, come si dice in friulano, le du di fa. È ancora tutto da fare. Se siamo richiamati dall'Europa per il nostro servizio di depurazione delle acque, lo sappiamo, come sostiene la maggioranza, gli acquedotti della Regione, più bucati d'Italia che perdono acqua da tutte le parti, non ci chiediamo dove vada a finire quest'acqua, ma soprattutto ci chiediamo cosa è stato fatto in tutti questi anni, così come ricordavamo quasi un anno fa, quando abbiamo istituito l'AUSIR, che fine abbiamo fatto i soldi delle nostre bollette che sono aumentate in maniera eccessiva negli ultimi anni. Non arrivare a capire questo è segno di poca o scarsa lungimiranza e non serve aver fatto la gavetta auspicata dal consigliere Carneluti per capirlo. Basta il giudizio di un cittadino qualsiasi di questa regione che ogni giorno si trova di fronte a questi problemi. Chiudo perché non possono passare inosservate le parole del consigliere Carnelutti, il quale, citando il fenomeno dei social network e dei riflessi che questi potrebbero avere sulla popolazione, ha commesso l'errore di citare il Movimento 5 Stelle. Grosso errore, atteso che, rifiutando i rimborsi elettorali ed essendo contrario ai finanziamenti per l'editoria, il Movimento 5 Stelle, a differenza di altre formazioni politiche, non conta su un giornale di informazione che più di fare informazione faccia propaganda, spesso raccontando una realtà che non esiste. Quanti danni hanno fatto questi nella nostra società e nel nostro Paese, Presidente?
Questi danni li fanno anche i telegiornali nazionali, che ad esempio non passano una notizia di un gruppo di cittadini entrati nelle istituzioni che recentemente ha restituito agli italiani 80 milioni di euro. Ma sono pronti a sottolineare che la bocciata proposta referendaria sulla Costituzione avrebbe portato un risparmio di 1 miliardo, solo perché l'aveva detto il Presidente del Consiglio. Poi quel miliardo abbiamo visto essere smentito dai fatti e dai documenti della Ragioneria della Camera dei Deputati, che ha attestato risparmi per sì e no 57,7 milioni di euro l'anno. È lo stesso errore che recentemente hanno commesso anche alcuni deputati del Partito Democratico. Pensi, hanno portato addirittura al caso del cyberfango in Parlamento. Infatti, dicevano, il sospetto è che sul web sia all'opera un sistema occulto di propaganda a favore del Movimento 5 Stelle e contro il Partito Democratico e il governo, che ruota attorno ad un account che porta il nome di Beatrice Di Maio, star dei social 5 Stelle, che ogni giorno insulta e diffama il Presidente Mattarella, esponente del governo e deputati del Partito Democratico. Questo l'ha detto Ettore Rosato, Presidente dei Deputati del Partito Democratico. Peccato che pochi giorni dopo sia appurato che dietro l'account di Beatrice Di Maio ci fosse Tommasa Giovannoni Ottaviani, moglie e madre di 2 ragazzi, moglie del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Brunetta. Come non ricordare infine che è vero, sui social la propaganda può essere negativa. Quanto denunciato dal consigliere Carnelutti è vero, ma non ci riguarda. Anche perché sfido il consigliere, che spesso presiede anche quest'Aula, Presidente, lo è anche in questo momento, la sfido a dire quando un messaggio veicolato dal mio gruppo consigliare si sia rivelato falso. Se lo trova, ce lo dica pure, saremmo ben felici di smentirci, perché evidentemente l'avremmo fatto in buona fede. Però la invito a farlo. Ma come detto è vero, il web può avere i suoi risvolti negativi. Ormai basta un tweet e si diventa Presidente del Consiglio rasserenando qualcuno. Speriamo che il tweet del Ministro Gentiloni, in cui concordava sul fatto che dovremmo cedere sovranità ad un'Europa unita e democratica, non gli abbia permesso di diventare Premier. Buon lavoro, colleghi.